Saluto a tutti su questa puntata di Acciucciù, mi deseo venita vinzase a Tarragona, Tarragona in Spagna, non Tarragona che qua vi dice da Sardegna. Poi a topiai a Samuele Arba, che vi di noi che si raccontai un montone di cose a tocasa. Questa bandiera avuto in bordia su balconi a inci da uso tameda poi scesta, sa? E su colore della Catalogna, quindi è sempre presente in ogni festa che va, in bordi dei balconi, si sfentana, strade, tutto. Non dimmi ti apponi bandiera di noi. Funti meno orgoglioso di essere catalano, sai? E è un sentimento che a nostro sacro si manca, capisci? Devo si parlare noi pure per questo fatto, quando si arriva noi, devo pensare di arrivare in Spagna, e su compagno mio mi hanno non ti sbagli, noi siamo in Catalogna, e di avere un anno questa differenza. Con gli anni ho scoperto di sì, ho scoperto che i nostri agenti si intende di catalano perché è catalana. E sì, c'è il bilinguismo, va bene, tutto su chi comporta a conoscere pure su spagnolo, di cultura spagnola, però nel fondo se si intende di catalano. E a noi in Sardegna, su che si succede, è il contrario. Prima si intende su italiano, quando dovrebbe essere in un negozio di stiano in italiano, questo mi dispiace. Infatti il primo anno, dopo metà tempo, su fuori noi, fuori a in Sardegna, entrano in un negozio che stiano un satiro, mi risponde in italiano, no? Era un po' triste. È vero, questa cosa non da teneroso. Potessi anche che stiano in sardo nei buttegas, dei piddas, ma in città di questa cosa no. Però uno strano pure quando arriva, non è che ti vuoi pensare. No, è vero, a posto si manca che pica confidante, tanto so già. Ma e noi che birica, finza quando fai il biglietto quando fai il biglietto su questa macchinetta automatica è scritto finza in catalano e finza i annunci su questo aeroporto come si Olompius prima ti donano in catalano, a posto si ti donano in castigliano e a posto ancora in tennis inglese. Sì, poi che poi questo sentimento che in Catalogna si stiano su catalano. Invece ma è così anche in Paese Basco, è così anche in Galizia. Poi a noi, ma ultimamente ho notato conto, no? a sa lingua che uno che stia in la sua. Ascolta, ma che stiamo di bruso i giovani, i vecchi, cioè c'è una differenza di età o di cultura in sa lingua? No, io non che stiamo tradotto in catalano. Ci vuole famiglie, che magari proviene, perché c'è stata una manna immigrazione da Andalusia in noi negli anni 60 e tanto su me da sì che stiamo in spagnolo e ci vuole dei 30 anni se non si date mai imparato e non si può dare una cibulla proprio perché il ragionamento un solo è che è in Spagna, no? Quindi fanno questo discorso. Però c'è la famiglia, sapuro che stiano tradotti in lingua e c'è una di me pure estremista catalana che stiano fatti su catalano, i scilli che stiano fatti in catalano e quando si tratta in un intorno che stiano in spagnolo magari si tratta in un su spaesato. Ascolta, ma tanto aggradezzo me da che tu che stiamo su catalano, mi pare di comprendi. Che sua cosa gradezia? Sì, infatti a isso sono dispiace di me che sono strangi che stiano in catalano. Hanno fatto un meda posso strangio che si imparava che stiano su catalano. Ci dente una scocca poi tutto si schiava che stiano in catalano, in ogni bidda praticamente di Catalogna. C'è di corso su gratis, ti devono tutto facile per imparare, sai? E devo pensare che uno strangio che arriva da noi si vive in noi, su minimo che deve fare è imparare questa lingua sola, su catalano. Sono stanchi di tantenne, sono stanchi di baragliare, non t'avevo che arriva veramente, non t'avevo che ho messo per te.
sei un ambriadoni, ambriachi cada dia, la nostra sarà tavena, amara compagnia, e non pensas a ta figlia, ma anche da pochi a trumentà, che per non prendere un rossetto non esiste da passeggiare. So a stracchi de tan trenda, so a stracchi de baraglia, no ta vulgari va vera mes, no ta pochi me supporta. Tu sei una cluminetta che quando vas a fer la spesa, l'Anastasia ciacciarà, accostata qualche iglesia di animal de caraù, hai scelta passa il temps, di quanti vens a casa, il pesce già puren. So a stracchi de tan trenda, so a stracchi de baraglia, no ta vulgari va vera mes, no ta pochi me supporta. Si tu messi il temps enrere, no ma fura me scasara, ama un marito esci, una donna è s'arruinare, e scusati perché lia, che in aquella portaglietta, ma sotto la Tanto Samuele, noi chi seuso? Noi siamo nell'apice della città di Tarragona, in Savunta proprio, accanto a anticostruita la cattedrale, prima dove era il Tempio di Augusto, e fu sul luogo sacro per eccellenza della città, accanto a tutto su venuta a rendere omaggio all'imperatore Augusto. Tutto no, scrivente insieme magari, no? Magari non plebeo sono sfinta bene troppo, però è il punto più in alto della città. E ci hanno fatto una cattedrale. E ci hanno fatto una cattedrale quando sempre gli amici cattolici invadiu tutto. Ci piazza cattedrali che può esibire, tutto questo bianco è stato ricostruito, poi i fascisti di Mussolini hanno bombardato Tarragona, hanno bombardato Barcellona, aggiungendo a Franco per acabare di annichilare la resistenza repubblicana che ci fu lì. E di tornare a costruire. E tanto di tornare a pesare. Castiano. Era ancora mignonetta, so stracchi de tan prenda, so stracchi de baraglia, no ta vulgari va vera mes, no ta pochi me supporta. Aquella portaglietta a mani no se entrara, quanteras mignonetta, quantas se empapinara, a mami e susai, sola in casa de Tamara, en aquella portaglietta, ama un altro se s'astrara. So stracchi de tan trenda, so stracchi de baraglia, no ta vulgari va vera mes, no ta pochi me supporta. So stracchi de tan trenda, so stracchi de baraglia, no ta vulgari va vera mes, no ta pochi me supporta. Tanto sempre castiani di bandiera che vanno appiccate, ma intendevo finché se il stocco di questa campagna. Questa bandiera, e noi ci ha descritto libertà presos politicos e c'ha insomma una bandiera catalana, catalana indipendentista, quindi... Sì, è uno striscione che ha fatto quando è imprigionato Puigdemont e tutti questi politici. Quando ha dichiarato l'indipendenza, però l'avevano sospesa, diventa sospegna, no? Portava ragione che tutto su di amici, no? Come che dichiara l'indipendenza la sana, no? E tanto sono disinterrestati e sagenti per appoggio ai prigionieri e all'indipendenza e hanno fatto questa scritta, hanno intrapreso tutto sul logo con questa scritta. Sì, mi è capitato di andare a Biomedas, a Vincenzo in Barcellona. E oggi fu tutto liberato, ancora si è trattata questa rilassata, se magari per 20 anni non è ancora ora. Vai e cicca. Perché a me marcano un dopo un nemo sempre. Cosa pare di savrazza dei sedazzuso, invece si torna in piazza
Non su questo. Ah, ho pensato, e quindi biesi, sedasso, insomma, praticamente non so, è inutile che quando uno mi cerca che uno di voi, che voi è un italiano, perciò con me uso su sardo a pigliare meda, ma meda, del castigliano e del catalano, cioè proprio vai. E che sia questo murale, c'è da guardo un crarao, aspetta che si accostiamo, so, con un birimello, so. Come se ho accostiata poi si fa il birimello, su no c'è questo quadro che si incrara in secca. E noi ci vedo tutto questo personaggio su. Appunto, personaggio su questa cultura della Ragora, ma catalana avuto, si cerca il scap grosso. Io continuai con cammannas. E praticamente fu una figura che diventa poi ironizzare a pizzo di gente che era più colta oppure a pizzo di certe figure che risaltavano nella società di quest'epoca, come non uscito in che anni si intavato, forse nell'800, sai? Con cagrussas praticamente. Castiai. E su due vintori che si è posto e due sta bandiera che mai in bozza mancai. E castiai noi, come ti fanno prima, hanno fatto una gradinata, ma si benti sempre arrastusu e arrestusu dell'epoca romana. Tanto questo te chiesti? Questo è su bottacche di Sant'Antoni e esti si intrada est della città di Tarragona romana. Questa è tutta questa muraglia antica. Poi col tempo ci hanno costruito domus, ci hanno costruito appartamenti, hanno fatta abitabile. Però prima, in epoca romana, si entrava da noi, in questa città. E è curioso, voi tagare in un imbascio dei savili che vivono in casse sanguini e noi già dall'epoca dei romani i ebrei si finta entrare un'altra enna con un'altra volta che è un bascio e è in fondi è un'enna coada proprio non si bieda e poi si entrata finita con gli ebrei tanto poi si andava a sapere questo lavoro sì, è no, tanta. Tanto questo è Sennicedda dei Ebreus praticamente. Sì, con noi tratta gli Ebreus e pure la gente che non furono tanti bene a riccia in questa città. Fu un'entrata secondaria, guarda in questa muraglia, come ti potevi vedere ancora questa carona gigante in pizzo pare di impossibili oggi ad Avoni senza una gru o senza una... Tante pitticca, ma seda. E che sia, questa è Nicedda che parla da, insomma, è proprio guada, qui testi in un muro e finché pitticca. No. Sta costiauso? Intro? No, non pica, no? Non pica bene, no. Non devo attaccare no, aspetta, si riflesso. Si vede sul riflesso, fai una cosa tipo profondo rosso, che si vede un suo sprigo, serrao. Tanto su Samuele fu un nendi che tu non è che sono a Zavetti, perché in internet e in YouTube ha agattato altri arrasti su cosa tua e ha più che scrisi, ha scritto un libro addirittura. Contami pago. Sì, ha scritto un romanzo che ha pubblicato in Italia nel 2019, che mi ricordo bene, la prima edizione. Questo è un romanzo ambientato in Barcellona e come per non perdere l'equilibrio sempre di Andrea il mio ispiratore, no? Questo è una la storia di un impiegato ambientata in questa epoca degli indignados, di questa rivoluzione del 15M e ambientata in Barcellona. Un romanzo
scritto, commenti un film, commenti sceneggiatore di un film, poi trasforma un romanzo appunto. Tengo un altro libro in spagnolo ambientato in Tarragona, un romanzo noir, e poi tengo altri libri di poesia, di pensieri così, contorti. No? Ah, tanto quando è che hai incominciato a scrivere? Da quando foste piccioccheddo o hai a Prusamanno? Sì, commenti al record che tengo un record meda ancestrale pure, meda vecchio, antico, no? E da mi pare che se nasco già arrastrando miti di questa vita anteriori questa scrittura, sai? Quindi è anche una cosa che tengo interiorizzata, che scrivo e vivo, sai? Chi non scrivo c'è sempre anche una cosa che ando da mare. Come tenere da Gabber, due miserie in un corpo solo, no? Da una parte lo scrittore, da una parte uno che alimenta da s'anima con sa cultura, con sa scrittura, con sa musica, e dall'altra parte una persona in questa società di traballare o di pagare l'affitto. Commenta tutto. Vabbè, due miserie, forse esagerato, no? Vero. Forse una miseria, dai. Una miseria basta, dai. È bellissimo questo che mi vai di bivi, su che mi vai da andare avanti, no? Come te che tu hai incominciato a suonare? Quanto sei pago? Sempre a potente questa gana. Forse si pensando dello bene, quando fui un da picciocco, finto un programma, una coda di un programma a Sanrai, forse volia che sia sempre un chitarrista classico e faceva i pezzi di musica classica ed è proprio una cosa dubili, eccellente, speciale, bellissimo, no? Trasmetteva tante emozioni, forse da inguni nasce questa passione per suonare la chitarra. E poi niente, ho imparato autodidatta, non ho studiato mai musica, e quello che ho imparato a suonare per piacere, per puro divertimento. Ultimamente, quando mi seguo io con un musicista professionale, tanto su inguni sì che uno che studia musica di puro, può comprendere questa scrittura che è questa musica, perché è una scrittura, è un idioma, è una lingua, come ti può essere italiano, come ti può essere matematica, e quindi due cose varie tu devi conoscere bene pure, questo può trasmetti appieno le emozioni, le sensazioni che uno viene. Tanto hai scritto, pubblicato un libro, di te mi pare di comprendi altra cosa pure già scritta. Mega da deve essere un disco, ma su mesi che entra da essere sul disco Cosa Tua che presenta in noi in Tarragona, e io vivo fin sul logo noi a fare sta presentata, e ita sta volle fai ancora sa idea Cosa Tua che si può sconfiare, No, non riuscivo, adesso è abbastanza contento, sempre ogni volta che arrivo a pubblicare un libro, a fare un disco, oppure a fare una pizzaona, perché se ho pizzaiolo in una pizzeria, tengo una soddisfazione che mi prendi e mi va a tirare avanti, no? Però sempre c'è sempre obiettivo, sempre idee, sempre ganas di fare, no? E in questo periodo sto scrivendo un romanzo distopico, ma già che mi sto subendo una distopia, no? Mi devo esercitare di fare uno distopico. E quindi sempre così tanto sentite neo, sempre si offende cose, per questa cultura, questa arte, sempre tocca darsi allenare su. E penso che sia da pure una cosa che sia da poter trasmettere a questa televisione pure, no? Questi telegiornali, se invece di cominciare con una notizia tragica, una notizia triste, io intanto più cominciare con notizie di cultura, di atti, di festa, di felici, no? Invece di magari anche forse non si può cambiare una che tu devi usare. Certo, poco più pregiato su una vita di ogni giorno. Sì, infatti, e soprattutto non avere inguni murrungendi, dei spitticas cazzata, dei spitticas cosa quotidiana, che invece
le cose che si fanno accanto, che si uniscono, che no le cose che si separano. Però a volte è più facile se separare un gruppo di un ubico che ci ha rotto un soprattutto, poi tonterie appunto, poi cazzate, che no, e si impari le cose che di adesso si sempre punti stretti con noi e sempre si senti fatto bivi bene. No? Tanto su Samuele, te ti do grazie di questa bella ciacciarrata, ti sei fatto conoscere il straballo cosa tua e ti sei fatto conoscere questa città che è Tarragona, che è meda bella. Grazie a voi altri, questa passillata mi ha fatto meda piacere. Siamo andati a Ciucciù a Tarragona e non andavo a Ciucciù quando fui più, ma già in Sidi. Grazie a tutti, un saluto umano a tutti vosaltros. A Sibili presto, a Mezzubiri e svegliamo un'altra vagata per Tarragona. Che devo bollata. Si devo vol. I commenti da Marras si credeu e so carabinieri lo permettono. È vero, so.